Misterioso ed affascinante, il centro della Sardegna custodisce da millenni il cuore pulsante dell'isola. Sembra di udirlo il suo battito, spandersi tra le dolci valli e nelle alture boscose, come a proteggerle, come uno sguardo altero sulle generazioni che di queste terre hanno percorso i sentieri, cedendo inesorabilmente il passo le une alle altre. Incontri e scontri lungo i rivoli delle innumerevoli storie dimenticate. È nelle vene della storia, tessuta sulle rovine di civiltà che sapevano dei fili che legano l'uomo al cielo e che ancora oggi ci parlano attraverso il mistero delle loro rovine o la memoria delle parole che danno il nome a luoghi e cose. Credenze, religioni, culti scolpiti nella memoria dei popoli del Mandrulisai, nei loro canti, nelle storie tramandate insieme alle preghiere o passate attraverso la luce più gioiosa dei giorni di festa. Tracce di vita che ci spingono con potente energia a interrogarci sul nostro passato, per capire cosa di quelle epoche remote stiamo portando con noi nel futuro. Le memorie di una comunità non si consumano mai veramente, restano vive sotto la cenere del tempo, riappaiono improvvise come scintille nel buio. Isarestes e Surzu Pretistu arrivano a noi da quel passato, carichi di mistero, tornano a vivere, non come semplici maschere, ma con la forza di quelle storie tramandate di bocca in bocca, per svelare la profondità dei 1000 volti di questa terra e dei suoi abitanti, per indurci a continuare a scoprire e a raccontare. Quando ero ragazzo io, il mascherarsi a carnevale era ridotto a ragazzini che si pasticciavano, adulti magari donne e uomini della fascia, diciamo così, dell'età tra i 30 e 40 anni, 20, 30, 40 anni, pochi, ma si faceva per divertimento. Si mascheravano di sera e in genere lo stile del mascherarsi era le donne che si travestivano da uomini e gli uomini che si trasferivano e si facevano scherzi a vicenda, no? Ecco, non c'erano le maschere come quelle di cui parliamo, no? No, il 29 ho detto macchina deve da tipo. Ho fatto la macchina mascherata da serla scuro, che è una cosa, era bellissima. Armato delle pompe e cose così. Poi un'altra mascherata su bastone, no? Fiat uno, fiat incinta praticamente, vestita femmina, fiat budancia, no? E tanto operato in Piazza Iglesia. Hai trovato un San Benedetto, naturalmente, posso sapere, noi che non è. Tanto per Piazza Iglesia nel chiuso, e cantavano un giorno. Questo era prima di partire militare, avevo 15-16 anni, non è che... La curiosità sulla maschera nasce un bel po' di anni fa, nel senso che sentire gli anziani e soprattutto il nome che gli avevano dato a un rione di Sorgono, Sago e Surzu,
e sentire gli anziani che parlavano di Surzu, di queste corna di bue, del corno per suonare, della catena eccetera, ci ha incuriosito. La cosa più antica è quello che hanno fatto con un bue praticamente, ed era Antonio Marras e Cucito, un carnevale molto anche pericoloso. Ha fatto a rivolzare sotto sopra, andate minuti su carnevale Antonio Marras, no? Perché Antonio Marras e Cucito. Paradossalmente io avevo a casa, diciamo così, l'ultimo Urzu, cioè l'ultima figura che ha rappresentato, l'ultima persona che ha rappresentato Surzu, ed era un mio zio, appunto Ziantoni, negli anni 32-33. Sì, erano vestiti de grevoso. L'hanno legato, Antonio Maras, e camminava nel fango, mi ricordo bene. Si ricordano molto bene gli atteggiamenti di nonna nei confronti di Ziantoni, che rappresentava l'Ursu, perché tutte le lamentele del paese, diciamo così, erano dirette verso Ziantoni, che andava con le corna, andava e col mantello di bue, andava a girare tutto il paese per 3-4 giorni, legato con la catena da 3-4 persone, anche loro vestite senza corna però, anche loro vestite comunque di pelle di pecora o di capra. Allora avevano qualche osso e qualche campanaccio sopra. Era un uomo forte però, e camminava così, in mezzo al fango. E tanto le davano una frustata per camminare di più, ma non poteva più camminare perché il fango era troppo. E il supergio sono 6, 31, 32 così. Eravamo piccoli, non è che... Avevo 6-7 anni, mi ricordo bene. E avevamo anche mancare anche 10. Sotto la terra ora fredda si rinnova la promessa di un'altra primavera, di nuovi raccolti, e il fuoco della notte accompagna fino all'alba una comunità riunita in festa, in attesa del risveglio. Le maschere non uscivano a Sorgono, almeno, non uscivano a Carnevale. Non sono mai uscite a Carnevale. Le maschere in genere, subito dopo, partivano dal giorno di San Mauro e restavano 3-4 giorni in giro per Sant'Antonio. A Picciochedos, quando che via su un periodo di sire, vosu carrasegare, ma vo Sant'Antoni, quando si vaianta in stuvera, non che andaia da degustare, non mi da ricordo de Picciochedos, su un periodo via da de besira che furare sallinna, de una duvera satera dei beghinaos. La festa di Sant'Antonio era inserita dentro un ciclo di produzione agricola e di vita che era annuale comunque, cioè tutta una serie di festeggiamenti erano inseriti dentro il ciclo produttivo dell'anno. In un certo senso Sant'Antonio li apriva questi festeggiamenti perché 16-17 gennaio era comunque una data in cui era necessario compiere una serie di atti che servivano a riattivare il nuovo anno agricolo in un certo senso. La stessa accensione del fuoco è un voler incitare il tempo sia cronologico sia meteorologico a rimettersi in moto per la nuova annata produttiva. E dentro questi riti, che sono riti abbastanza antichi, poi rientrano i santi poi del menologio cristiano e Sant'Antonio appunto aveva la sua associazione Susociu che gestiva i festeggiamenti, come del resto ce li avevano anche Sant'Isidoro, che era il santo che rappresentava gli agricoltori, o San Giovanni che rappresentava i pastori.
Quando si faceva Saduvera, no? I santonici decidevano, St'Antonio uscivo. ogni vicinato aveva Saduvera, ogni vicinato. Assorgono anche 8-10 tubere. Adesso si fa un solo fuoco in piazza, all'interno del quale, nel quale luogo partecipano tutti. Invece prima c'era proprio una divisione per quanto riguarda i fuochi, che era anche sfida. C'era la sfida proprio a rubare la legna dagli altri falò, c'era la sfida a fare il falò più grande, c'era la sfida anche per chi aveva la possibilità economica di poterla sostenere, anche di fare delle cene, dei rinfreschi, dei momenti conviviali più sfarzosi rispetto ad altri. Saduvera, lo mascherante, quando uno si imbriaca, piganta su gravone e di ne canta. Sì, Questo lo facevano. carbone in faccia, In questa faccia. cosa, sempre. Questo lo facevano. Lo facevano quella persona più forte, magari quella più debole, o perché era ubriaco, o perché tanto, allora viene di canta. Questo la già mascherata. L'eterno ciclo della terra, la lotta senza tregua tra il bene e il male, tra la morte e la vita. Racchiude tutto questo il profondo cuore dell'isola, riti antichi che si possono nascondere, ma non cancellare. Molte volte a Sorgono sentivo dire pare Samame Surzu. Non si trattava di aspetto di bellezza o no, ma si trattava di persone magari vestite non nel costume sorgonese, ma nel surrogato del costume, no? Blusa e gunnedda, no? Sempre vestite di nero, in genere vedove, piuttosto longilinee in quanto madre, eccetera, e molte volte sentivo dire pare Samame Surzu. Basta. Parlavano del Suballu del Surzu. Però a Sorgono non ho mai visto Suballu del Surzu. Da anni c'era il sentore che esistesse questa maschera a Sorgono, come in tante altre parti della Sardegna. Ed è coinciso che 6-7 anni fa, tramite una poesia del solito Bonaventura Alighieri, da cui sono state riscoperte tantissime maschere in Sardegna, è venuta fuori questa di Atovios a Santo Mauro del 1767, dove parla di un rito che le maschere eseguivano dinanzi a un falò che gli abitanti di Sorgono e non solo accendevano di fronte alla chiesa di San Mauro. De notte andano a bolu, poteran surzu. Legato est a cursu, est un'anima in pena, in quinta una catena, in sangue stato, scutto epistato, so sarestes a ballo, tue, frate vassallo, non ti retiras. Una vittima che era stata catturata, diciamo così, tra virgolette, nel paese o nei dintorni. Su chi mi esto eo e este sa sareste, este una grazia che l'ampu pone in apprittula, este maestosa, giù che questa mastrunca de vede de grava, un sugasiddu tutto estiu de vede tutto e corruda de corro de grava. E giù che di scambaleddo sono de vilu e tutto, e con su cosingiu. Se stimenta de sutta este si scarzone nieddo so de vustainu. E pustisi, come te sei tutto insinsiedau lampu, este pare da dimmere, va da dimmere un cristiano quando este concordau gasi. Gli Arestes non hanno una maschera in legno come tantissime altre maschere, ma bensì sono anneriti dalla fuliggine, che sarebbe il sughero bruciato,
in segno di lutto. Allora, la maschera è stata fatta proprio seguendo i metodi di 200 anni fa, quindi quasi metodi arcaici. La confezione dei primi 2 supporti che reggono le ossa sono stati praticamente costruiti attraverso una pelle non conciata. Una pelle di vitello molto grande, è stata tagliata a strisce di 4-5 cm di larghezza, mentre le strisce erano ancora umide e potevano essere lavorate, sono state composte in modo da creare il supporto e sono state legate con strisce comunque di pelle non conciata, quella che in sardo viene chiamata peddegrua. Con le corna di bue o di bue, cervo, daino e caprone su una struttura coperta di peli, una struttura di sughero. Anche per quanto riguarda la concia delle pelli, fatta attraverso metodi estremamente tradizionali, con la salatura e poi con l'utilizzo dell'allume di rocca per quanto riguarda poi la finitura e l'ammorbidimento. Sulle spalle non campanacci, ma un carico di ossi di animali in questo caso, magari un tempo forse erano anche ossa umane, chissà. Parenti sono dei matracas, e dunque è sempre come ti dice, un avvertimento, no? Questo suono che si intende. E magari la gente comincia a timmere, no? A intendere questo suono. Come ti dice che qualcuno di questo spantum mammalo che si a fuori, si sconta, no? E dunque questo suono torna a narrare, mirare che sono tessendo, i anni mammala, se io sapevo narrare. Tutte le maschere sono armate di un corno di bue che suonano in modo possente, sia per richiamo, sia per scandire il ritmo della danza che viene eseguita quando la vittima viene soppressa. Tutte le maschere sono armate di forconi e di bastoni, forconi che servono per picchiare e infilzare la vittima, in questo caso il Surzu, una figura antropomorfa, sempre vestita come gli Arestes, ma senza il carico di ossa, e alla vita cinto da una catena tenuta saldamente da un areste. La vittima, quindi bene pistau, e isso si muove in crica de fuire, de si salvare, ma ecco, i arestes funtarestes lampo. Comprendere la propria storia comporta un'assunzione di responsabilità e il passato non si lascia decifrare facilmente. Ogni scoperta, ogni nuova testimonianza apre a nuovi interrogativi. Si fa fatica a districarsi tra i vuoti pieni dell'incedere del tempo. Molte maschere sono emerse dai lunghi studi intorno alle poesie del Licheri. Nel 2011 abbiamo fatto la presentazione, dopo che la stessa poesia è stata fatta visionare da un teologo per verificare se effettivamente dentro c'erano concetti che solo alcuni letterati, diciamo così, potevano esprimere e anche scrivere, e poi anche da uno storico. C'è un problema sull'autenticità. E forse il professor Eliano Cau ha proposto un'ipotesi, perché guardando le date delle poesie non coincidono col Bonaventura Licheri storico, del quale tutto sommato si dice che, essendo sacerdote, poi sarebbe invaghito di una ragazza, ha lasciato il sacerdozio, eccetera. Però le date non tornano. Bonaventura Licheri è 1 e 2.
C'è un Bonaventura Alighieri che fa studi da gesuita e che nasce a Neoneri nel 1667 e muore nel 1733 dopo tantissimi anni di studio compiuti a Cagliari. E c'è un altro Bonaventura Alighieri di cui io mi sono occupato, è quello che nasce l'anno dopo, nel 1734, e muore nel 1802, quello a cui fa il riferimento preciso nelle sue raccolte, nelle sue ricerche, il canonico Raimondo Bono. C'è qualcuno che ha contestato aspramente l'esistenza di questi documenti. Ma non è l'esistenza di questi documenti, i documenti sono importanti, ma se noi andiamo a guardare a fondo in quello che è stato trovato nell'archivio del dottor Bono, ci sono anche delle informazioni personali, degli studi che stava facendo lui, delle ricerche che aveva effettuato, che ti danno una conferma, perché erano in tempi non sospetti. Penso però che si tratti di un apocrifo. Qualcuno che ha continuato a usare il nome di Bonaventura Alighieri, però componendo lui altre poesie. Sono ancora aperti gli studi intorno alla figura di questo gesuita che operò nella Sardegna, soprattutto nella Sardegna più interna, insieme all'amico padre Giovanni Battista Vassallo di Dogliani, gesuita piemontese, molto più anziano dell'Alighieri. I due si conoscono, i due cominciano a mettere in essere insieme delle missioni popolari. Però anche questo Bonaventura Alighieri, diciamo così per comodità, apocrifo, è sicuramente, per conto mio, un sacerdote. Soprattutto per i dati interni alle sue poesie. Sono dal punto di vista dogmatico perfette. Molte poesie praticamente ricalcano brani della salmodia cattolica, inni della salmodia cattolica, ed è difficile immaginare che uno non addentro nella liturgia cattolica potesse fare quello. Questa è la mia opinione. Quindi, tolto di mezzo il problema dell'autore, ritengo che ciò che è raccontato in Isatopios sia autentico. Ho studiato la poesia e del primo Alighieri, che è un calco della Sestina glossa, soprattutto perché il primo Alighieri scrive Gosos, mentre il secondo utilizza soprattutto la quartina antica, che potremmo definire anche redondiglia, la rima saffica, utilizza le quartine antiche che hanno come base 3 settenari o ottonari e per ultimo un quinario legato al primo settenario della strofa che segue. Bonaventura Alighieri usa in prevalenza questo metro, ma ne usa anche altri. E badate, se qualche dubbio può sorgere sulla autenticità delle cose che dice il Bono a proposito della biografia di questo Bonaventura Alighieri, non vi è alcun dubbio sull'autenticità delle poesie, da uno studio attento di tipo linguistico, di tipo stilistico. Direi uno studio che affonda le sue radici su centinaia, su migliaia di comparazioni con altri lessici, con altre rime, con direi altri esiti poetici contemporanei al nostro o antecedenti. I due correligionari vanno in giro per l'isola a dirimere le disamistades tra famiglie rivali, a cercare di sradicare quei riti e quelle tradizioni pagane che ancora dominavano imperterrite e profonde nella Sardegna di roccia, nella Sardegna interna.
La Chiesa svuota questi simboli della natura dal contenuto religioso pagano e lo riempie del contenuto religioso cristiano. Le missioni popolari contemplavano l'intervento dei 2 gesuiti inviati dall'ordine di Sant'Ignazio di Loyola, perché la Sardegna era una Sardegna barbarica. In base alle poesie del Bonaventura Alighieri, che io reputo che siano vere, le maschere quasi quasi si concentravano tutti quanti nel centro Sardegna. E anche questo prima o poi bisognerà chiedersi il perché. Probabilmente era la zona più importante, la parte più importante dell'isola, ricca di acque, ricca di terreni fertili, dove c'era una concentrazione di posti sacri, probabilmente, dove le maschere avevano più vitalità, avevano più espressione, avevano più significato. Anche di recente questo ritrovamento che è stato fatto su Sorgono, per esempio, il fatto che sia stato trovato il punto esatto del centro del mondo, del centro della Sardegna, del Mezzomondo, dimostra che in questa zona esistono tanti di quei templi, perché probabilmente la zona era una zona particolare. Eppure c'è qualcosa nei riti del passato che è come un richiamo irresistibile, una forza segreta e indecifrabile che racchiude in sé l'essenza stessa del vivere, alla quale nessuno può sottrarsi. La Chiesa adotta modi diversi per combattere i culti pagani. Molti di questi culti, compreso quello di Dionisio, nascono dal corso della natura, no? Tant'è che è anche il dio della fertilità della campagna, eccetera. E la vittima che veniva sbranata poi veniva anche messa in fossi per fertilizzare la terra. Tutte le maschere fanno parte dei culti agrari, perché tutti quanti o hanno cenere, o hanno grano, o hanno segatura, hanno qualcosa da buttare per fecondare. Il Surzu, quando usciva, le donne correvano dietro per potergli toccare le parti intime, perché credevano che fossero la fonte di fecondità più grande. E il vassallo era riuscito nel suo intento, era riuscito a eliminare la maschera, a eliminare il rito che faceva con la maschera e portarla nel carnevale, che poi col carnevale non ha più nulla. Dopo gli anni 30 a Sorgono non si è assolutamente più fatto niente, è completamente scomparsa, se non qualche anno così, però in termini allegorici quasi. Ormai il vero significato era scomparso. E poi ci sono luoghi che sembrano aver assorbito quella misteriosa forza vitale che muove uomini e cose. È lì che ci si ritrova per affrontare le antiche paure, per rinnovare la fede e la fiducia che le sofferenze finiranno, finirà la notte, tornerà il raccolto, tornerà la vita. La festa di San Mauro aveva 2 momenti. Veniva chiamata, il primo momento veniva chiamato Sanctum Maurei Doloso, la festa liturgica di San Mauro, 15 gennaio. Chiamato dei Doloso perché era la festa qui accorrevano quelli che chiedevano grazie. Io ho conosciuto San Mauro pieno di ex voto, non ex voto preziosi, o forse molto preziosi sotto un punto di vista, non erano pochissimi d'argento come no, erano piedi, braccia, teste, no? Sembrerà strano, fatti di che materiale? A volte di cera, più spesso di casigiolo. Sanctum Maurei Dolos, quindi, testimonia che c'era un afflusso di gente diseredata, bisognosa, no? Mentre l'altra festa che c'è ancora tuttora era Sanctum Maurei Flores alla fine di maggio, appunto, no?
qualche anziano mi parlava del Sabiggiadurgiu a San Mauro il 15 notte. Sabiggiadurgiu in effetti è tutta la notte in festa, tutta la notte svegli, e con tutti i pastori che arrivavano dal circondario, proprio il circondario vicino a San Mauro, c'era qualche legame sicuramente con quello che vi ho detto prima, cioè il rituale pagano si svolgeva a San Mauro. Ovviamente il rituale è scomparso, però Sabiggiadurgiu fino agli anni 40 comunque si continuava a fare. Non è casuale il fatto che le maschere escano ancora attorno al fuoco di Sant'Antonio. Non è casuale neanche che Surzu, come capita qui a Samogheo, io ti posso parlare della mia maschera perché la conosco di più, Surzu muore, si rinasce nello stesso momento, quindi riporta per forza ai culti di un tempo, i culti che usavano in quel periodo, nel solstizio d'inverno, che prevedeva il fuoco. Durante questi festeggiamenti, dove si pregava, si mangiava, si beveva, si suonava e si ballava, una festa che durava tutta la notte, irrompevano le maschere che eseguivano questo rito, almeno a detta di molti anziani e anche della poesia soprattutto, e si seguiva il rito sacrificale. Adesso dire che veniva bruciato, che il Surzu veniva buttato al fuoco, questo ne parla anche Bonaventura Licheri, questo io non lo so, però se ne parlano quelle poesie probabilmente qualcosa del genere succedeva. La coreografia è stata inventata per forza, come forse tutte le coreografie di tutte le maschere sono state inventate. Noi ovviamente non sapevamo che tipo di coreografia facessero nel rituale, però è anche vero che la poesia di questo non ne parla esattamente. Che vi ha bisogno di giare una scentata a questa, e fino a quando riesci in vita Sangena, per non fare bere questo cravistone che calanta in questa maniera, tutto trufuzzato, senza avere un usetto. In effetti è una caccia continua, dove insegue la vittima che a un certo punto viene presa, pestata e tramortita. In quello stesso momento tutti gli arestes si mettono in cerchio e in religioso silenzio aspettano che una figura, quella vestita in nero, in segno di lutto sempre, dia il colpo mortale alla vittima. A quel punto, dal suono cupo del corno di uno degli arestes, inizia il ritmo della danza, che viene eseguita a piedi uniti, con dei salti che vanno dalla destra verso la sinistra, 13 in tutto, 13 come i cicli lunari. Solo chi ha saputo scavare nelle memorie di questi luoghi e nelle parole di chi li ha calpestati prima di noi è pronto a prendere il testimone del passato, a tessere una nuova storia, a indossare la maschera del tempo con tutto il suo mistero. Un Surzu a Piero, da prima volta che io ho acciappato questa accappiatura, no? E quando guerrigiavo tutto e non si è stato sapere, io che vino a chi è a furio e castia di si spraghe. Adesso così dal tuo copricapo e c'hai lo spazio e molte volte vedo gli altri, quindi colgo certe espressioni anche dei arestes o anche del pubblico, quando comunque qualcuno si avvicina, ti guarda e ti tocca e vede un po', ma ti chiede se è sangue vero e si preoccupa. È vero, io sono body di scroppo e a volte devo dire a vero e a volte che mi si struppiava. Vai via. Ok. Posto? Sì. Adesso
catena longa. Non ti spero, mica questa cosa che non ti sto questo su. No, tu hai poterata, devo fare che movimento tu devi fare, che non ho... Capito? A volte se non si può dare, scusi, no, gassi, come si scalando. E tanto devo conoscermi, il nome appretato. E quando si chimbenu, si sterri che in terra, e arribantisattero a dubistare, e a docchiere, come succede. A volte mi che faccio pinnigare e tutto, no? Dessa, pare che torno a bere da su tempo scolato. E forse si è troppo sentito, no? E magari il suo comportamento non è despruso delicato in pizzo della gente e tutto. E penso che a volte la gente teme davvero. Come in Bonesa, innanzi si hanno fatto danno manno e si hanno comportato in maniera di violenza pure e si hanno fatto i saite. Il problema è che, complici il buio, le maschere, l'esaltazione anche dall'abbondante bere, in qualche caso qualcuno può aver approfittato della situazione magari per una vendetta o magari solo per sfogare un proprio istinto. Ed è quello che viene raccontato quando la mamma hanno ucciso mio figlio, te lo ricordi, no? Ecco, ritengo che possano averlo visto veramente. Ne prendo parte, io mi metto lì una volta che sono vestito e ci diamo la pacca per cercare di fare, quando ci invitano, dobbiamo fare una manifestazione, una sfilata, ecco, cerco di trasmettere quella grinta, quella carica per cercare di farla nel miglior modo possibile. Quindi sì, posso dire che mi assento nel senso da chi ero mezz'ora prima, ecco.